a tutti voi e diamo un calcio a questa crisi perché dobbiamo lottare tutti insieme. Un calcio sportivo, ma simbolicamente un calcio a tutte quelle situazioni, lacci e lacciuoli che stritolano tanti imprenditori, artigiani e piccoli imprenditori costretti a chiudere le loro decennali attività, per non parlare di chi ha scelto un gesto estremo, quasi un grido di dolore che per ora sembra non essere più inascoltato. Nasce così con questo fine triangolare di calcio tra imprenditori e sindaci che in campo vogliono battere la crisi. Credo che il segnale di oggi e di questo incontro qui sia quello della solidarietà, dello stare assieme, del fare squadra, del trovare concretamente le risposte, ma trovare anche nella solidarietà un momento per esorcizzare questa situazione così negativa. Questi uomini pagano per la propria responsabilità, bisognerebbe che le situazioni politiche, le situazioni di governo, le situazioni che abbiamo ci permettano di poter usare i mezzi in maniera diversa per poi non poter arrivare a queste situazioni estreme. Un calcio alla crisi con emozionata Flavia Schiavone lanciato in campo di calcio dello stadio comunale di Busa di Vigonza, ma su di lei, sulle Autostrade 90 impresa del padre, ucciso il 6 dicembre dell'anno scorso, incombe un'ingiunzione di pagamento per 180.000 euro, per la quale risponde: darò in pagamento un rene, mentre alcuni imprenditori commentano così. Noi oggi stiamo vivendo una situazione in cui le aziende a credito falliscono, quindi è un paradosso, è il paradosso di questa crisi che chiaramente ha dei connotati che non avevamo sperimentato prima. La situazione la viviamo in maniera così drammatica proprio perché i punti di riferimento stanno saltando. Questi uomini pagano per la propria responsabilità.